e parla come la gente. Radio Padania Libera, la radio con il bollino verde. Va ora in onda Sani nel terzo millennio. Buongiorno agli ascoltatori e benvenuti in questo spazio che è dedicato alla nostra salute. In occasione della giornata nazionale del Parkinson, malattia che colpisce solo nel nostro paese 230.000 persone, sono numeri impressionanti, il centro Parkinson degli istituti clinici di perfezionamento ha presentato i risultati di un importante studio condotto nell'Africa subsahariana sull'utilizzo di levodopa nei pazienti affetti da malattie di Parkinson. Ne parliamo col professor Gianni Pezzoli, direttore del centro Parkinson di Milano, presidente dell'Associazione Italiana Parkinsoniani e presidente della Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Buongiorno, grazie professore e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Quindi, grazie. Grosse novità nella cura del Parkinson. Sì, devo dire che è stato interessante. Vorrei aggiungere rispetto a quello che lei ha detto, che lo studio è stato uno studio parallelo tra i pazienti arruolati al centro Parkinson di Milano, che sono pazienti prevalentemente un 50% della Lombardia e un 50% che vengono fuori da Lombardia, confrontati con i pazienti ghanesi. Ecco, i pazienti del Ghana, quindi Africa subsahariana, i pazienti in Africa non hanno la possibilità di comprare alcun farmaco perché il farmaco principale, che è la levodopa, ha un costo di circa $2 al giorno. Qui è meno, però le aziende la ricaricano invece che scaricare i costi. E quindi, considerando che là gli stipendi sono 50-80 euro, $80 al mese, è chiaro che insomma andrebbe tutto lo stipendio per curarsi. Quindi abbiamo fatto questo studio là, anche Regione Lombardia ha contribuito in piccola parte, altrimenti è stata la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson che ha contribuito ad uno studio sì di ordine umanitario, ma in realtà noi abbiamo imparato alcune cose che adesso possiamo applicare anche al di fuori dall'Africa. Ecco. E in particolare che cos'è che abbiamo imparato? Allora, lì vediamo pazienti in Africa, in particolare ad Accra, Kumasi e a Sogakofe, che sono 3 località del Ghana dove abbiamo degli ambulatori. Abbiamo imparato che nel momento in cui si presentano da noi i pazienti sono tutti senza terapia, contrariamente all'Italia, all'Europa e a tutto il mondo occidentale, che la terapia sul paziente la usa praticamente da subito, e in particolare sono senza levodopa, perché è il farmaco principale, ma ovviamente è pure un farmaco che non riescono a permettersi. Mediamente hanno già 5 anni di malattia, però ci sono anche dei pazienti che hanno 10-12 anni di malattia e sono completamente bloccati su una sedia a rotelle. Dando a questi pazienti, perché ovviamente come fondazione abbiamo portato dei farmaci e li abbiamo regalati ai pazienti e adesso li stiamo sostenendo con dei farmaci che arrivano dall'Italia, abbiamo visto che comparivano gli stessi effetti collaterali che comparivano nei pazienti italiani. E questo, contrariamente a quello che si pensava, che era appunto che la levodopa, quando è data, funziona bene per un po' di anni, diciamo 5-10 anni, e poi comincia a dare delle problematiche di fluttuazione motoria. Ecco, da questo, prego? Scusi, Sì. come dire, perché lei ha spiegato molto bene, gli studi nei paesi in via di sviluppo hanno consentito di portare a casa dei risultati inaspettati, diciamo, perché si è anche parlato di un vegetale.
Sì, ma dei risultati straordinari, perché è un po' come se noi ci trovassimo in Italia nel 1950 e quindi vediamo dei pazienti che hanno visto i nostri padri. In realtà io sono abbastanza datato da essere stato studente negli anni 70, quindi ricordo i pazienti come erano trattati. Ma in poche parole, oramai, l'indicazione è: la levodopa, il farmaco principale, deve essere dato dal primo giorno, quindi tutti gli schemi terapeutici ufficiali che sono nel mondo occidentale devono essere cambiati, perché la levodopa non va posposta, non va spinta in avanti nel tempo, perché in realtà le complicazioni sono legate all'evoluzione della malattia e non al numero di anni per cui il paziente è stato trattato con levodopa. Sì, la notizia successiva, ancora più carina e bella, perché è una favola poi che finisce bene. Cioè, noi come Fondazione Regioni non è che possiamo permetterci poi di finanziare tutti i pazienti africani, perché sono milioni. Certo. E quindi abbiamo cercato della levodopa naturale. La levodopa è contenuta un pochino nelle fave. Insomma, abbiamo fatto uno studio sistematico su tutti i vegetali e in particolare i legumi che possano contenere la levodopa. Abbiamo trovato che c'è un legume che si chiama Mucuna pruriens e che cresce in quelle aree, in pratica nelle aree subtropicali, che contiene grandi quantità di levodopa e siamo stati poi in un'altra nazione del Sud America, in Bolivia, e lì l'abbiamo provato attraverso delle informazioni che ci venivano dalle popolazioni andine che utilizzano questo legume nei pazienti parkinsoniani. E ci hanno insegnato come prepararlo, e abbiamo visto francamente, ma questo sarà una questione verrà fuori nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni, perché il farmaco non ha l'autorizzazione per l'uso umano in Europa, però là dove si produce la possibilità di consumarlo esiste, e quindi, a dir la verità, sostituisce i farmaci molto costosi a prezzo praticamente zero e con una risposta assolutamente identica, se non addirittura migliore. Questa è una bellissima notizia che lei ci sta dando, cioè praticamente una potenziale terapia proveniente dal mondo vegetale attraverso un legume che si chiama Mucuna pruriens. Mucuna pruriens. Allora, ci dà la possibilità di curare questi malati anche non necessariamente attraverso il farmaco. E questa è... Voi proseguirete questi studi, vero professore? Noi proseguiremo questi studi. Tenga conto che abbiamo fatto il calcolo di quello che costerà ad un paziente. Allora, grosso modo, comprare i farmaci che usiamo in Europa per loro costa $12 alla settimana, e invece la Mucuna pruriens costerà $10-12 all'anno. All'anno e non al mese? Questo... E non alla settimana, alla settimana addirittura. Quindi questo vi dice quanto è importante questa ricerca. Ma molto di più, la Mucuna pruriens è un rampicante che viene considerato un infestante, per cui se uno lo mette nell'orto, l'orto si riempie di questo e quindi uno i fagioli se li prende da lì, senza bisogno, quindi dal produttore al consumatore. E questa è una notizia. Allora, gli faccio una domanda maliziosa. Mi dica. Come la comunità scientifica ha commentato questi studi? Guardi, il primo studio è uscito ed è quello che abbiamo pubblicato su una rivista molto importante che si chiama Brain. Ci sono stati alcuni più importanti neurologi nordamericani, ci hanno chiamato, hanno scritto proprio anche, hanno fatto degli editoriali congratulandosi per quello che avevamo scoperto.
Per quel che riguarda la mucuna pruriens, le dirò che non credo che ci sarà un grande amore, specialmente da parte delle aziende farmaceutiche. A pensar male si fa peccato, ma si indovina, no, diceva. Però, guardi, mitighiamo un attimo il mito, perché in realtà le aziende farmaceutiche non sono molto interessate a mercati così poveri, Sì, questo è vero. perché non hanno la possibilità economica di acquistare il farmaco, quindi le aziende addirittura sono contente se loro si sistemano con i loro fagioli, li fanno abbrustolire, li spelano e li macinano. Noi nell'arco di un paio di mesi pubblicheremo tutti questi dati su riviste scientifiche, anche perché abbiamo poi misurato la levodopa in almeno 40 tipi diversi di mucune provenienti da tutte le parti del mondo, quindi sapremo dare le indicazioni migliori. La cosa che vogliamo è che la mucuna non diventi una speculazione, ma possa rappresentare ciò che uno scienziato occidentale, ma insieme con gli africani, fa per aiutare la popolazione di là. Professore, io le chiedo se lei può trattenersi ancora 5-10 minuti, perché adesso abbiamo un break. Ma sì, certamente. No, fra 3 minuti ci dice il regista. Allora abbiamo ancora 3 minuti, poi c'è un break. Allora continui pure il suo discorso, scusi se l'ho interrotta. Allora, quindi noi questi studi li dobbiamo completare, perché ovviamente le popolazioni andine ci hanno insegnato che come cucinare questa mucuna. Noi l'avevamo bollita inizialmente, ma probabilmente è meglio che venga arrostita, dopodiché viene semplicemente messa in un macinino, polverizzata e poi sospesa nell'acqua e assunta. Ecco, è una cosa relativamente semplice da fare, a disposizione di tutti. Probabilmente ci sono nella mucuna però centinaia di composti e dobbiamo stare attenti anche a quelli che sono le possibili complicanze tardive. Certo. Quindi il nostro impegno attualmente, quello sempre sponsorizzato, pagato dalla Fondazione Grigioni, è di fare degli esami del sangue, degli esami del cuore, del fegato, a questi pazienti che già in queste aree assumono la mucuna, magari da un mese, alcuni da svariati mesi, per vedere se ci sono degli effetti collaterali. Ecco, ma diciamo la tradizione dei paesi dove cresce questa mucuna, come veniva, diciamo, utilizzata? Guardi, la mucuna non viene utilizzata per nulla. Non viene utilizzata? No, salvo, diciamo, per uso umano veniva usato solamente nei momenti di carestia. E contenendo levodopa ci sono delle evidenze che ad esempio in Mozambico ha prodotto una sorta di epidemia di allucinazioni, perché è come se uno prendesse 5 compresse di Madopar, per dire. È chiaro che ha degli effetti collaterali legati al carico. Una volta che viene spiegata che se ne possono consumare pochi grammi al giorno, allora le cose cambiano decisamente. La mucuna può essere consumata, però dovrebbe essere lavata almeno 10 volte, perché l'acqua diventa nera ed è la dopamina che diventa melanina, cioè scurisce. A quel punto, quando è lavata così profondamente, la si può consumare, come se fosse un fagiolo. Come se fosse, assomiglia anche a un fagiolo. Allora, professore, si trattenga un attimo, intanto noi abbiamo un brevissimo break. Vuoi farti trovare dai tuoi clienti? Scopri il
Bene, eccoci di ritorno. Allora, professore, continuiamo il nostro discorso. Lei ci stava dicendo che una eccesso di dosaggio eccessivo può portare sicuramente a dei problemi anche molto gravi, ma si tratta quindi di insegnare ai pazienti il corretto utilizzo. Sì, allora la mucuna cresce spontanea nella maggior parte dei paesi africani, sudamericani e nelle aree tropicali. Però non è mangiata, non la usano abitualmente, se non nei momenti di grave carestia. In generale viene utilizzata come concime nella rotazione delle coltivazioni, perché trattiene molto azoto dell'aria e quindi arricchisce di azoto il terreno. Praticamente non viene venduta neppure lì ad uso umano e quindi ha dei prezzi estremamente bassi e le coltivazioni non vengono neanche realmente seguite, perché la mucuna si trova intorno alle foreste. Se un campo per ettaro, se si usa la giusta quantità d'acqua, in realtà un ettaro può generare 5 tonnellate 2 volte all'anno, certo. Quindi grandissime quantità. Possiamo in linea teorica noi curare i milioni di pazienti parkinsoniani che non hanno la possibilità di acquistare i farmaci occidentali. E questa è una bellissima notizia. Professore, ha qualcosa da aggiungere? Allora completiamo il nostro discorso dicendo che si profila all'orizzonte finalmente anche qualche buona notizia. La pessima notizia è che sono in aumento purtroppo i parkinsoniani, insomma. Beh, la notizia, allora, anche qui ci sono notizie buone e notizie cattive. In realtà, se vogliamo invecchiare come tutti vogliamo, allora l'Italia, intanto diciamo subito che è il sistema sanitario nazionale migliore del mondo e la Lombardia è il migliore dell'Italia, quindi si capisce subito che siamo su un livello eccelso. Abbiamo un'aspettativa di vita che è la seconda del mondo dopo il Giappone. L'impegno economico di Regione Lombardia, ma voglio dire di Italia, è intorno ai $3.000 e quindi si fa in fretta a dire che il nostro è il sistema migliore del mondo, sistema sanitario pubblico naturalmente. E quindi abbiamo quindi un'aspettativa lunga. Avendo un'aspettativa lunga arrivano purtroppo le malattie della vecchiaia, cioè della terza età, e quindi è inevitabile. È inevitabile che ci sia un piccolo aumento, non un enorme aumento, perché noi abbiamo visto, qui io ho la fortuna di dirigere uno dei centri Parkinson più grandi del mondo, probabilmente il più grande del mondo. Non abbiamo dei dati da alcune aree dell'America, però guarda, sicuramente il più grande d'Europa. Vediamo, abbiamo dei dati che provengono dalle nostre ASL e vediamo che non è vero che i pazienti si ammalano sempre più giovani. No, questo non è vero. Ci sono più pazienti parkinsoniani perché la popolazione sta invecchiando. Ecco, però non sarà un'epidemia come uno può pensare nel 2050, grosso modo saranno in relazione all'età della popolazione. Bene, allora la ringraziamo professore e aspettiamo anche i risultati a breve, medio e lungo termine, perché se ho capito bene si protrarrà questo studio e quindi seguiremo con interesse queste evoluzioni. Nel frattempo la ringraziamo. Nel frattempo contribuiamo a finanziare la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Ecco, ricordiamoci la Fondazione Grigioni e ricordiamoci per il morbo di Parkinson, naturalmente. Abbiamo basta andare su internet e c'è tutta la possibilità di poter fare delle donazioni che sono la cosa più efficace del mondo, perché
Non ci sono passaggi burocratici, Ecco, vanno direttamente ai ricercatori. alla fondazione. Bene, abbiamo avuto il piacere di avere con noi il professor Gianni Pezzoli, Pezzoli, sì. che è direttore del centro Parkinson Milano e presidente della AIP e presidente anche della Fondazione Grigioni. Grazie professore, a risentirci. Grazie a voi, è stato un piacere. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio,